tristi dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te, o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te, o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. Alle 3 del pomeriggio implora la mia misericordia, soprattutto per i peccatori, e sia pure per un breve momento immergiti nella mia passione. Signore misericordioso, nell'ora della tua agonia ci mettiamo con lo spirito su Golgota, accanto alla tua e nostra madre. Con gli occhi della fede vediamo e glorifichiamo la tua misericordia inconcepibile, che si rivela pienamente nella tua passione, morte e risurrezione. Con una sola parola avresti potuto salvare migliaia di mondi. Un tuo sospiro avrebbe pagato la giustizia di tuo Padre. Ma tu, Gesù, hai accettato questa passione atroce per amore di noi. Tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua misericordia. Ti ringraziamo per l'opera della redenzione e per tutti i frutti della tua passione salvifica, e in particolare per il dono della fede e per la tua presenza tra noi. Immergendo nella tua misericordia la Santa Chiesa, la patria e il mondo intero, e in modo particolare i peccatori e i moribondi e tutti gli apostoli della tua misericordia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo il dono della fede per i non credenti, i dubitanti, gli erranti e una fede viva per tutti i battezzati. Donaci, o Signore, una fede che riesca a vedere la profondità del tuo amore misericordioso e ci porti alla fiducia filiale verso il Padre Celeste. Donaci, o Signore, una fede che riconosca la tua voce nella parola di Dio, che senta il tuo sussurro nella coscienza e accolga te sotto la forma del pane con un amore ardente nel suo cuore. Donaci, o Signore, che ti si riconosca nella vita personale e in ogni uomo. Donaci, o Signore, una fede che ci permetta di vivere ogni attimo della nostra giornata nella dimensione dell'eternità e che conferisca alla grigia quotidianità il valore più profondo, la bellezza e la ricchezza della vita soprannaturale. Che nelle cose piccole che fanno parte della nostra esistenza sia adorata la tua misericordia. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate,
e per quelle che portiamo nei nostri cuori offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte,
Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù ufam Tobie, Gesù ufam Tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù ufam Tobie, Gesù ufam Tobie, io confido in te, Gesù. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché se avveri subito la profezia di Isaia, spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra,
si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Chi vuole essere grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo si farà vostro schiavo. Oggi in questa festa di San Giacomo è molto divertente in un certo senso questa scena della mamma di Giacomo e Giovanni che raccomanda i figli perché siedano uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù. Gesù non rimprovera, Gesù non si mette a bacchettare o a scandalizzarsi per questa richiesta, sa bene quali sono le spinte umane del cuore dell'uomo, questa ricerca di primi posti, questo voler primeggiare, ma secondo una logica di potere mondana. Gesù propone un'altra via e pone una domanda: potete bere il calice che io sto per bere? Ecco, bere il calice si riferisce certamente al destino che stava attendendo Gesù, quello della sua passione dolorosa, del dare la vita. Il sangue rappresenta questo, bere il calice rappresenta qual è la vera logica che ci porta a essere i primi secondo Dio, ed è quella del pagare un prezzo e del dare la vita, versare il proprio sangue. Questa è la logica su cui dobbiamo sempre misurarci, con cui dobbiamo confrontarci se vogliamo crescere, se vogliamo progredire nella scala della santità. I santi sono stati quelli che hanno seguito questa via di Gesù, che è stata quella dello spogliamento e non certo quella della ricerca di onori, ma questa è la via veramente che fa salire la scala della santità, ed è quella che ha percorso Gesù e hanno percorso tutti i santi insieme con lui. Ecco, questa memoria di San Giacomo, che è stato poi il primo a dare la vita per Gesù, ci apra a questa prospettiva e a questa logica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 luglio. San Teodomiro di Cordova. Era un monaco che è morto martire ancora giovane quando comandavano i Mori, cioè i musulmani in Spagna. Beato Rodolfo Acquaviva, Alfonso Pacheco, Pietro Berna, Antonio e Francesco, tutti gesuiti martiri in India, uccisi perché parlavano della croce, gloriandosi della croce di Gesù. Vari sacerdoti religiosi martiri in Spagna nella persecuzione del 1936 e tra essi anche molti padri agostiniani. Santa Olimpiade, quando è rimasta vedova a Costantinopoli, si dedicava a soccorrere i poveri, aiutando in questo e collaborando con San Giovanni Crisostomo. Sante Valentina, Tea, Paola, martiri a Cesarea in Palestina nella persecuzione di Massimiano e nella persecuzione di Decio verso il 250 San Cristoforo, quello che è raffigurato in molte chiese che porta sulle spalle un bambino per fargli attraversare il fiume, per dire così che era un santo, un cristiano che aiutava molto i piccoli e in essi era presente il Signore. Oggi però celebriamo la festa di un apostolo, il primo che ha dato testimonianza alla risurrezione di Gesù con il martirio, San Giacomo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni. È stato fatto decapitare da Erode Agrippa tra il 43 e 44 d.C., quindi pochi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. Nella lettura che è scelta per la festa di quest'apostolo, San Paolo ci parla della morte. Era consapevole che questa possibilità è quotidiana per gli apostoli, ma anche per i cristiani tutti. Chi serve Gesù e chi lo annuncia viene facilmente disprezzato, non solo ignorato, e anche perseguitato. Quindi chi serve Gesù deve essere pronto ad abbracciare la croce come il suo Signore, come il suo Maestro, e quindi non vede la croce e non vede la morte come un male, perché è l'occasione per dar testimonianza alla bellezza, alla grandezza, alla santità di Gesù. Non vedi come un male la morte. Portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù, dice San Paolo, e così anche la sua vita si manifesta in noi. Quando sei disposto a morire per il Signore, si vede la sua gloria, metti in evidenza la bellezza, la santità della sua carità, del suo amore per tutti gli uomini. È la gloria di Dio. Quindi quando qualcuno ti deride perché vai a messa la domenica, oppure perché rinunci, per questo, per andare a messa, rinunci a un giro in bici, o rinunci a una corsa, a una scampagnata, pensa che si realizza in te questa parola. La vita di Gesù si manifesta nel vostro corpo, perché la sua morte
si manifesta prima di tutto. Il cristiano non cerca la gloria umana o non cerca il proprio benessere, ma la gloria divina, e cerca di essere disponibile alla crescita, all'edificazione del regno di Dio. Allora c'è la gioia nel suo cuore e la testimonianza in tutto il suo agire. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Bentrovati amici di Telepace, bentrovati al nostro spazio dedicato alle interviste. Oggi parliamo di un argomento particolarissimo con un ospite che lo conosciamo dal punto di vista politico, ma che quest'oggi si propone in un'altra veste. Allora intanto grazie Stefano Valdegamberi. Grazie a voi per l'ospitalità. Dicevo, politico che oggi si propone in veste da linguista a questo punto. Ma io non sarei neanche un linguista, un appassionato di storia, ho scritto diversi saggi, diversi libri sulla storia locale, soprattutto in riferimento alla montagna veronese, cultura cimbra, però poi anche ho scritto un libro nel 2022 sull'origine del linguaggio, l'origine del linguaggio è il titolo, nel quale ho riportato una serie di riflessioni che durante la vita ho sempre fatto su una domanda quasi esistenziale: come nasce la lingua dell'uomo, come si sviluppa, che logica c'è nel linguaggio. E questa domanda, a dire il vero, si è formulata a seguito di un paio di lezioni che ci diede tanti anni fa. Io facevo il liceo presso il seminario di San Massimo, e lì c'era un professore molto bravo che non era neanche il nostro professore, però ci aveva fatto un paio di lezioni così estemporanee. Ed è riuscito ad appassionarti così? Sì, perché io sono stato affascinato, io sono uno molto curioso, mi piace capire il perché delle cose, entrare nella sostanza, mi è sempre piaciuto le materie anche umanistiche, la filosofia, la storia, eccetera, anche se poi ho fatto in un'altra università, mi sono laureato in economia e commercio, ho sempre coltivato le passioni, ecco, nei libri che ho scritto, andavo all'archivio di Stato, ho imparato a leggere le scritture medievali, il latino, il greco, cioè ho sempre coltivato con le materie del liceo anche dopo, nonostante avessi fatto altri studi. E il professore si chiamava Arturo Caceffo, don Arturo Caceffo, una persona così che nella mia giovinezza mi ha talmente affascinato, ed era un profondo studioso, aveva delle lauree in materie umanistiche ma anche scientifiche, non so se era matematica, non mi ricordo quale altra materia era. Comunque lui si prese 2 lezioni, venne lì e ci raccontò un risultato dei suoi studi, su cui aveva delle sue riflessioni, che ci fece la premessa: guardate che queste cose qua magari non ditele troppo in giro, perché non fanno parte della storia, non sono riconosciute scientificamente ancora, però avevano il loro fascino, cioè come nascono le parole, come nasce la lingua. Ed è una domanda che è veramente affascinante. Noi chiamiamo le parole in un certo modo, ma nessuno mai nel mondo è riuscito a spiegare il perché una radice di quella parola lì ha quei suoni, perché bene o male la parola sono più suoni che assembliamo insieme. Le lettere dell'alfabeto sono dei suoni che emettiamo con la bocca, col naso, eccetera, e lui è arrivato a raccontarci che quei suoni avevano, presi uno per uno, avevano dei significati all'inizio primordiali. Erano, come diceva Saussure, il linguista, dove diceva che nella comunicazione c'è il significato, cioè quello che comunichiamo, il contenuto, e c'è un significante che è un segno, nel caso del linguaggio dei segni, una smorfia, un qualcosa, una parola, un suono che rappresenta quel significato. Ecco, lui in quell'occasione aveva trovato una chiave
nei suoi studi di interpretazione aveva capito che certi concetti sono collegati a dei suoni. All'inizio la lingua, ed è la logica questa, insomma, per trasmettere un certo concetto all'inizio pronunciava un certo suono e quel suono lì rappresentava quel concetto, ecco, e poi da lì quei suoni assemblati uno all'altro generano le parole. Una parola sono più concetti messi assieme. Ecco, è stata una cosa molto affascinante che mi ha colpito talmente tanto che io ho continuato a pensarci sopra. E volevo scrivere già a 25 anni, avevo 25 anni, scrivere qualcosa, perché poi non so, avevo degli appunti non persi, non più niente. Però mi sono talmente rimasti impressi che ci riflettevo, delle volte mi sembrava fosse tutta fantasia, le cose, i conti non tornavano. Poi man mano che ci riflettevo sopra capivo che aveva ragione. Effettivamente, confrontandomi con diverse radici linguistiche da famiglie linguistiche più disparate nel mondo, ecco, lui si era fermato l'indoeuropeo, io sono andato oltre, ho capito che non era solo l'indoeuropeo, questo principio valeva per tutte le lingue del mondo. Quindi c'è una radice univoca, una che allora, poi ha preso... Esattamente, noi all'inizio, io con questo sono portato a dire che veniamo da un unico popolo, da un'unica lingua iniziale. Certo. Tutti noi, tutti i popoli della Terra, almeno siamo tutti figli, dico io, dell'Homo sapiens, siamo tutti appartenenti all'Homo sapiens, e che ha avuto origine circa 200.000 anni fa in Africa, poi è uscito dall'Africa, ha trovato altri ominidi, per esempio l'Homo di Neanderthal. Non entro nelle varie teorie scientifiche eccetera, ma c'è stato anche in parte una unione tra questi due ominidi, c'è una parte del DNA del Neanderthal fa parte di Sapiens eccetera, ma l'Homo sapiens è quello che ha conquistato la Terra e ha imposto la propria logica e il proprio linguaggio in tutto il mondo, tant'è che io dico che noi non parliamo lingue diverse, noi parliamo tutti la lingua dell'Homo sapiens, che è una parola diversa dalle altre, perché è tanto più diversa quanto prima si è separata dalle altre temporalmente, magari 10.000, 100.000, 50.000 anni fa, però noi ragioniamo tutti con un unico sistema logico, e questo è provato nel mio libro, l'ultimo libro che ho scritto, e soprattutto noi usiamo i stessi mattoni primordiali nel comporre le parole. Quindi una base unica ce l'abbiamo tutti. Sì. E tu arrivi a dire che abbiamo una storia in comune, tutti quanti noi. Questo porta a diverse conclusioni anche importanti, che noi veniamo da una famiglia iniziale comune, e la lingua ovviamente è un medium, è un mezzo per comunicare, dove praticamente l'uomo, che è un animale sociale per definizione, sta insieme, vive in comunità. Per comunicare tra di loro devono avere un codice definito e condiviso, al quale a un suono associamo un significato, e poiché queste regole sono uguali, ho trovate uguali in tutte le lingue che ho esaminato, dal cinese alle lingue dei nativi australiani, a quelle amerinde, nativi dell'America, a quelle dell'Amazzonia, alla lingua degli Aztechi, alle lingue indoeuropee, ungorofiniche, tutte finora, che quelle che ho analizzato, rispondono alla stessa logica primitiva. Cioè, tu fai un'ulteriore sottolineatura riguardo alla lingua, alla nascita della lingua, che ha un sistema per lo più binario. Allora, sì, è un sistema binario. Ora mi spiego meglio, cerco in qualche minuto riuscire a spiegare bene come nasce, fare una sintesi proprio di tutto lo studio, che è tradotto nell'ultimo libro che verrà presentato a Parigi il 19 giugno, dove un professore mi ha fatto la prefazione, il professor Dottoli, di origine italiana, che sia anche alla Sorbona, un massimo linguista, insieme, e ha voluto inserire questo libro che ho scritto, il secondo libro, che è migliore rispetto al primo, più scientifico, eccetera, all'interno di una collana importante a livello internazionale. Una soddisfazione. Sì, perché io francamente a un certo punto ero quasi deluso, perché vedevo che, vabbè, al di là degli amici che spiegavo, sì, affascinante, bello, però non mi mancava un riconoscimento scientifico di questo lavoro, nel quale più approfondivo e mi rendevo conto che c'era una ratio, non era accampato per aria, non era frutto del caso, dell'immaginazione, c'era una logica. Ecco, nel libro, che è la logica binaria dei concetti del linguaggio, c'è un sottotitolo che dice Teoria dei suoni concetto per la ricostruzione del pensiero e del proto-linguaggio verbale dell'Homo sapiens. È molto impegnativo il titolo, e questo professore che ho incontrato casualmente, anche lui ha scritto libri sulle
codice del linguaggio, gli ho spiegato la mia teoria, gli ho mandato documentazione, gli ho regalato il mio primo libro, è rimasto subito colpito, dice ma io ho una vita che studio queste cose, lei ha capito il perché, è riuscito, tanti, mi citava diversi studiosi, è riuscito a capire qual era la ratio che ha portato alla nascita del concetto, perché quando noi, il concetto e il linguaggio sono due facce della stessa medaglia, perché ovviamente noi nella nostra testa abbiamo un sistema binario dove abbiamo associato dei concetti alla luce e dei concetti al buio. È un po' la lingua dell'informatica, luce e buio, che è alla fine corrente e non corrente, è il sistema binario dell'informatica, fatalità, non per niente l'ha creata l'uomo, perché è il sistema elementare più semplice nella comunicazione, che è lo stesso che abbiamo nel nostro cervello. E tutto nasce dall'esperienza che passa l'uomo nello stato di buio e nello stato di luce. Quindi buio. Allora, per esempio, io ho immaginato, nell'ultimo libro, ho immaginato di essere su un monte sopra il mio paese, attendere l'avvento del buio, passaggio al tramonto del sole, eccetera. Cosa fisicamente si verifica? La prima cosa è che man mano che dopo tramontato il sole cala il buio, la prima cosa che vediamo è che le cose scompaiono, cioè soprattutto per quelle più lontane vediamo sempre l'orizzonte si restringe e diciamo gli oggetti che vediamo, i monti, le piante eccetera, scompaiono. Quindi il concetto di negazione, per esempio, è un concetto logico che è collegato al buio, così pure il concetto di avvicinamento verso di noi, perché l'orizzonte si avvicina finché non vediamo più niente, nel buio totale scompare tutto. Quindi l'avvicinamento, un altro concetto legato al buio. Il concetto di unione è legato al buio, perché vediamo che prima le cose sono differenziate, separate l'una dall'altra con il loro perimetro, poi vediamo si confondono in un miscuglio oscuro tutti assieme. Quindi il concetto di unione, il concetto di mescolanza, il concetto di somiglianza, come diceva Hegel nella prefazione di una sua opera, dice nella notte dove tutte le vacche sono nere, perché i colori scompaiono, tutte prendono il colore oscuro, e quindi l'omologazione, il concetto di omologazione, di somiglianza, sono concetti legati al buio. Al contrario, il concetto di differenziazione, l'affermazione, il fatto che la cosa esiste, c'è, è legato alla luce, perché è la luce che rende visibili e afferma le cose. Così pure il concetto di divisione è legato alla luce, di separazione, perché la luce crea quella separazione tra gli esseri che vengono collocati dal caos della notte al cosmos del giorno, vengono collocati nel giusto posto, nella loro identità, definizione, forma, perimetro, e quindi è un concetto di divisione, è un concetto legato alla luce, come un concetto di vedere, di conoscere, la conoscenza, sono tutti suoni legati alla luce che definiscono le radici verbali di queste parole in tutto il mondo. E così pure poi il concetto di, per esempio, di asciutto, perché la luce è associata all'asciutto, mentre il buio è il bagnato, quando piove si oscura il cielo, quando c'è notte c'è la rugiada. Sono concetti che abbiamo sedimentato in migliaia e migliaia di anni nella nostra mente e abbiamo associato a questo sistema duale. E per comunicare questi concetti occorre un'altra associazione, un'associazione che dobbiamo trovare usando sempre, parafrasando Saussure, che è un linguista importante, insomma la base della linguistica moderna, e dove dice che questo significato che è legato al il significato di negazione, userò un suono del buio per comunicarlo, il significato di affermazione userò un suono della luce. Per esempio, se dico no, dico buio intenso, dico sì, dico luce intensa. È affascinante questa cosa. E lei, tu ritieni che tutto nasce da quelle lezioni del professor Caceffo? Allora, Caceffo aveva intuito che all'interno della parola c'è un significato intrinseco della parola stessa, cioè i suoni che noi diciamo rappresentavano all'inizio dei concetti, e questo è stato il grande intuito, il grande insegnamento, tant'è che lui interpretava anche i numeri su questo e ha fatto uno studio molto approfondito. Mi dispiace, io ho cercato, non so se abbia lasciato qualche scritto, qualcosa, purtroppo forse non ho lasciato nulla di scritto. Io da questo intuito qua, che sono stato affascinato, come chiunque penso rimanga affascinato da questi temi, ho portato avanti quelle sue riflessioni e sono arrivato a costruire una teoria ben strutturata, dove ho capito il senso del verbo, come si pronuncia il verbo per esempio l'azione per comunicare è tutta legata al suono muto dell'H. L'H è azione,
che poi l'H, secondo anche delle leggi della linguistica, può trasformare in una gutturale. Per esempio penso allo studioso Grimm, che nel primo 800 dice, passando dall'indoeuropeo, dalla lingua europea alle lingue germaniche, alcune lingue per esprimere il suono dell'azione, alcune usano il suono gutturale, come per esempio il latino e il greco, dove si dice per esempio, non so, coris o cardia, greco il cuore, e diventa heart in inglese con l'H davanti aspirata, oppure hidor in greco che diventa, cioè, sono questioni che però alla fine il valore semantico del significato è lo stesso. Quindi ho cercato di ricostruire anche una tabella, c'è una tabella nel nuovo libro dove praticamente c'è la chiave per interpretare, per capire la logica intrinseca in tutte le radici linguistiche del mondo. La cosa che mi colpisce della ricerca che hai fatto non è l'utilizzo delle lingue indoeuropee, che più o meno, insomma, ma è che tu abbia fatto questa ricerca anche sui suoni e gli ideogrammi del cinese, piuttosto che... Sì, diciamo che nel nuovo libro specifica molto meno quello vecchio. Molto affascinante. Nel nuovo libro addirittura ho trovato una sovrapposizione totale col mio pensiero, col pensiero Tao. Lo yin e lo yang, anche lì è il chiaro e il scuro, è la luce e il buio, e nel concetto ho scoperto casualmente, io sapevo nelle notizie grandi linee di questa filosofia, però poi un giorno per caso mi sono imbattuto in una serie di concetti che rappresentati dallo yin e concetti opposti dallo yang. E mi sono chiesto, ma questi qua sono i concetti del mio libro, uguali, identici. È una cosa molto razionale, molto logica, perché le percezioni della luce e percezioni del buio che fanno parte della teoria Tao sono le stesse percezioni che io avevo verificato per altri percorsi e avevo scritto nel mio libro. Tant'è che anche nel cinese il concetto di divinità, certi concetti, ho fatto un paio di capitoli interessanti nel nuovo libro dove mette in confronto che anche il cinese risponde a queste regole, ma non solo, anche i vari miti dell'umanità. Quello sì. I miti dell'umanità, tutti i miti dell'umanità iniziano con lo stato di buio, oscurità, mescolanza degli elementi, il bagnato, le acque oscure, eccetera, per poi arrivare, e di solito tutti i demiurghi che creatori dell'universo, nei vari miti, sono soggetti di luce, cioè è la luce che genera, che genera le cose, perché fa apparire ciò che nel buio è tutto confuso assieme, e quindi l'associazione mentale nel passaggio tra notte e giorno diventa il paradigma nel passaggio dell'origine dell'universo e lo sviluppo dell'universo, in tutti i miti, a quello egiziano, a quelli semitici, a quelli greco, romani, latini, quei nordici, in tutto il mondo segue questo schema. Nel nuovo libro approfondisco molto questo tema qua, anche con anche delle tabelle comparative. In effetti io dei piccoli ricordi che ho è che ad esempio il mito di Noè, la storia di Noè che ci hanno raccontato, che noi impariamo nella Bibbia, è conosciuta in Cina, e c'è la tradizione del mito di Noè anche, come per dire che allora effettivamente probabilmente la tua è stata una genialata e una scoperta vera. Siamo tutti figli di una stessa radice. Io sono convintissimo, difatti ho voluto mettere nella copertina del primo libro l'attore va bene, nel secondo libro invece ho preso un bellissimo, anche per raccontare un po' della mia terra, Lessina, un bellissimo dipinto di un certo pittore Tale, si chiama di cognome, il quale dipinge la Lessina, dove usa molti contrasti chiaro-scuro, dove lì c'è un disegno dove una parte della montagna c'è l'oscurità, dall'altra c'è la luce, quindi il contrasto luce-buio, che è lo stesso di yin-yang, e rappresenta un po' questo comune denominatore che ha formato la nostra logica e il nostro linguaggio. Senti, allora, questo libro sicuramente andrà letto e andrà sicuramente scoperto, soprattutto per quelli che amano questi argomenti, e io prometto di leggerlo. Ma come nasce? Io ho capito che sei una persona curiosa, ma tu hai 100.000 curiosità, e quando trovi il tempo per scrivere? Io sto qua di notte. No, diciamo che penso che la tua giornata sia presa. Per andare, io diciamo che sono riflessioni che faccio nei momenti magari durante le vacanze, magari sono più rilassato, ma io penso, mi fermo anche a pensare, a volte faccio ricerche, cerco la radice della parola, vedo se c'è una logica dietro la radice. Ho confrontato, non so, migliaia di radici. Per esempio, la parola l'unità, l'unione, è un concetto legato al buio, la divisione della luce. Io
il concetto di io e di uno sono concetti identici, si esprimono entrambi. Io sono l'unità, tu sei l'altro separato da me. Io sono il punto di vista da cui vedo la realtà, quindi quando dico tu dico luce intensa, quando dico io dico buio intenso, perché esprimo il concetto di unità e il concetto di visione. Ecco, allora tutte queste riflessioni provate, riprovate, poi è una cosa che è molto affascinante, che non ti prende, perché vedi, trovi dei riscontri, delle conferme, vai a cercare se è vero, se è solo una pura casualità, eccetera. Ma io ho trovato per esempio che nella parola uno, che rappresenta l'unità, e ho trovato che la stragrande maggioranza di lingue del mondo rappresenta solo concetti del buio e corrisponde perfettamente con la mia teoria. Usa i suoni del buio, sono suoni nasali e gutturali, quindi N, M, G, Q e K per esempio, e mentre i suoni della luce sono suoni dentali D, S, T, Z, oppure suoni liquidi LR. Ho spiegato che perché nel libro, questi qua, ho cercato di dare una spiegazione logica del perché di questi suoni, da dove possono derivare. E c'è sempre un meccanismo binario? Sempre binario. Molte volte per esprimere la logica nostra, quando diciamo in matematica più per più uguale più, più per meno uguale meno, meno per meno uguale più, è la stessa logica della lingua, c'è la negazione e l'affermazione. Ecco, e questo avviene anche nella lingua, stessa logica, perché il cervello è unico, quindi possiamo esprimere un concetto con termini matematici in termini linguistici, tant'è che nel libro ho anche creato un'equazione tra suoni e numeri, perché alla fine il nostro cervello è unico, il nostro modo di concepire è unico e sono due linguaggi, quello dei numeri e quello delle parole, che sono sempre linguaggi di un unico cervello, di un'unica mente. Adesso ti faccio una prova. Il mio professore di linguistica mi diceva il 3. Ah, il 3. Ma il 3 è affascinante perché il 3 è la somma del 2 più 1. Però il 3 è anche... perché è il numero perfetto? Perché viene ritenuto... Allora, se l'1 è l'unità, il 2 è la divisione, la separazione, come dire, prendo una mela, spacco in due, diviso in due, il 3 è il divisore. Il divisore, io ho scoperto che il 3 è il significato del sole. Infatti, volevo chiederti, nel tuo ragionamento binario... Il mio ragionamento, il sole è la gente, è il terra, o 3, e nella parola 3 c'è il concetto di sole, lo spiego molto bene nel libro, e ci si capisce nel 3 inglese perché contiene anche l'H, è T più HR. Sì. L'H che si comporta, che è l'azione, lo sforzo, il fiatone, dico io nel libro, perché come fai una corsa, è muta. È muta l'H. L'H e per il primitivo rappresentava lo sforzo, che è importantissima, poi può trasformarsi con la legge di Grimm in H, in culturale, eccetera, però all'inizio l'H, che è molto presente in lingue aspirate, semitiche, per esempio, mentre nelle lingue europee è più presente il suono C e G, CK, oppure nell'inglese rimane ancora H, insomma, però hanno tutti lo stesso valore semantico, cioè di significato, e quando dico 3, dico THR, l'HR è l'insieme del curvo e del dritto, HR, perché il Sole è una curva cui i raggi che sono dritti, R è il raggio del Sole, quindi insieme quella luce del Sole, vuol dire luce del Sole, quella parola lì c'è dentro, quindi la luce del Sole è il 3, che è il divisore, guarda caso il suffisso risponde alla stessa logica, ore, ricordiamo che Horus è il dio Sole, o Helios, HL, HR, HL, sono sempre due categorie, RL sono sempre due liquide che hanno lo stesso valore semantico, nella L c'è un senso più di grandezza, di altezza, però sono sempre messaggi uguali, HR, HL, CR, cerchio, CR, vedi che posta H c'era CR, vuol dire cerchio, circolarità, e quindi dove ci sono i due concetti che sono quello di dritto, che è legato al 2, il 2 è il dritto, il raggio, perché l'elemento dritto in natura, qual è l'elemento più dritto di tutti? È legato alla luce il dritto, perché il raggio del sole è l'elemento diritto che noi abbiamo associato alla luce, e mentre la buia volta della notte è associata al buio, e quindi l'1 è il buio e il 2 è la luce, quindi 2 più 1 fa 3 e c'è anche una correlazione. Ecco, nel dire nel sole c'è il cerchio, la circolarità, c'è una curva che è la C o la H, okay? E c'è qua attaccato sempre il raggio, il dritto, è l'insieme del curvo e del dritto. Quindi quando dico, è la perfezione. Quindi è l'insieme del curvo, dell'unione e della divisione insieme. E quindi quando dico
3 latino o inglese, o dico sole, riesco a provarti questo in due secondi. Se dico la parola sol solis, prendiamo il latino, la radice S ol. Quel ol lì c'era anticamente un suono H in mezzo, ol, H o L, ol, ul, al, vuol dire il sole. S, luce, luce del sole, luce del cerchio elevato del sole, poi diventa, il sole diventa il cerchio per antonomasia, il concetto di singolarità nasce dal sole. Teniamo conto che all'inizio erano concetti e non parole. Concetti. Allora, S più ol o sur nel sanscrito, vede che lì c'è la R posto L, ma non vuol dire niente, è sempre un suono liquido, devi ragionare per categorie di suoni. Allora, sur o sol vuol dire cerchio elevato di luce, che è il sole. Se guardiamo nel 3 c'è la T che equivale alla S di sole, sono 2 dentali. Okay? Guardi l'H in mezzo, che c'è l'H poi che è scomparsa, c'era anche sotto, e c'è la L o la R di qua, e nel sole c'è la R, nel Surya c'è la R, ma se no nel sole c'è la L, sol, e nel 3 è 3 T H R, H R c'è la R anche di là, uguale, 3 e sole dal punto di vista semantico si equivalgono. Pensa a te. Ascolta, ma adesso che il tuo libro arriva alla Sorbona, diventerà un libro di studio secondo te? Ma io, a dire il vero, sono stato molto sorpreso, pochi mesi fa è stato, perché io avevo intenzione di fare una riedizione, rivederla eccetera, però l'avrei fatta fra un anno o due, perché intanto ero un po' deluso, perché subito ho detto nessuno, io sì, ma alle volte mi veniva dubbi di coscienza, una volta Zaia mi fa o ti danno il Nobel o ti mettono le manicomio, uno dei due, mi fa la battuta così, però al di là di questo io lo faccio per passione, non è che sono, ed era per curiosità. E a un certo punto ho detto, era un po', perché vedevo che sì, avevo un riscontro, ho fatto serate, ho spiegato, la gente è affascinata, però mi mancava un riscontro del mondo scientifico, perché la linguistica oggi si è sempre mossa, c'era a un certo punto, studiavano il rapporto col suono, poi hanno abbandonato questo percorso qua, tant'è che nella società letteraria francese nell'Ottocento dice, guardate, non venite a raccontare di linguistica e dell'origine del linguaggio, perché è un argomento che non discutiamo più, perché ognuno dice stupidaggini che vuole, ognuno si inventa quello che vuole, quindi non si è più seguito questa scienza, perché era diventata troppo fantasiosa, e la linguistica attuale segue semplicemente nella ricerca un criterio comparativo, mette dalle varie lingue, per esempio l'indoeuropea e le famiglie linguistiche, mette insieme e cerca di ricostruire una radice ricostruita primordiale di un proto-indoeuropeo eccetera. Io invece parto da un concetto diverso, parto dalla radice, dai suoni, io non metto in discussione gli studi fatti, però loro spiegano il come, io spiego il perché. Io parto dalla radice e do una spiegazione logica alla radice, tant'è che l'ultimo libro analizzo diverse importanti radici delle parole che usiamo nelle lingue indoeuropee e non solo, e dimostro che queste radici sono uguali a altre lingue. Per esempio la radice di sole, sono 3 radici che compongono le parole sole in tutto il mondo, che hanno gli stessi mattoni uguali tra loro, quindi alla fine c'è dei mattoni condivisi, concettuali, che vengono usati per costruire una radice e un'altra. Senti, siamo in chiusura, ho già passato il tempo. Voglio sapere per chi l'hai scritto questo libro? A parte che per te, per chi secondo te è un libro giusto da leggere? Ma io l'ho scritto perché questo libro può dare molti spunti, secondo me è la chiave giusta per interpretare molte cose, poi sono uno strumento molto utile per interpretare i miti, per interpretare non solo il linguaggio, per capire la logica umana, come nasce e si sviluppa la logica umana. È un libro che ti apre la mente e ti permette di capire, entrare nel perché delle cose, e quindi è un libro anche di riflessione che ti permette può essere molto utile anche nel mondo archeologico, nell'interpretazione, per esempio nel rapporto per esempio tra cielo e terra. Io ho letto, appassionato anche di archeologia, ho letto diverse pubblicazioni, mi piace guardare l'arte primitiva, trovare il senso che c'è dentro quest'arte, e tutte rispondono a questa logica qua. Per esempio nel rapporto tra il cielo padre e la terra madre, tra padre e madre, il cielo viene sempre definito come maschile e la terra femminile, perché è il cielo che feconda la terra, il rapporto tra uomo e donna, così pure guarda caso il concetto di femminile è yin
Yin, del Tao, e concetto maschile Yang, parte attiva, parte passiva, insomma c'è una logica intrinseca in tutto. Capire bene questa logica permette di conoscere meglio la storia, cioè la filosofia, i pensieri, la nascita delle parole, l'archeologia può dare un grande contributo per lo sviluppo anche della scienza e capire meglio chi siamo, come nasce nel nostro modo di pensare. A dire il vero, nella storia non c'è stato mai nessuno che è stato in grado di capire il perché delle parole in fondo, cioè è sempre stato un tabù. Ecco, io ho dato una chiave di lettura, sono convinto di quello che ho scritto. Un professore della Sorbona è stato, quando ha letto, è stato entusiasta, mi ha fatto una prefazione dicendo che è straordinaria questa cosa. Insomma, io sono contento perché ero convinto di me stesso che era straordinaria, però non ho avuto mai nessun riconoscimento. Il fatto che vada a Parigi a presentarlo per me è una grande soddisfazione. Grazie mille per averci illuminato, ma sostengo che ancora una volta valga la pena di leggere questo libro. Stefano Valdegamberi, grazie. Grazie a tutti voi buon lavoro. E siate sempre curiosi e chiedete sempre il perché delle cose. Arrivederci, alla prossima. La logica binaria, dico il titolo esatto perché lo leggo perché è un libro un po' complesso. Quando uscirà, ricordatevi, la logica binaria dei concetti del linguaggio, teoria dei suoni concetto, per la ricostruzione del pensiero del proto-linguaggio verbale dell'Homo sapiens. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte a noi i nostri debiti, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio
Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In Tamil, அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியாய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce
che sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero contempliamo Gesù crocifisso muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Integrino. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመላክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ክብረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኮ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, nostra salve, a te ricordiamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi,
Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Preghiamo la Vergine Maria con la preghiera che troviamo a pagina 14 del libretto. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese Madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare il Cristo restando sulla terra,
per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Madre in cammino sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Ave fanciulla di Dio, splendida agli occhi del Padre. L'angelo annuncia il mistero, doni alla terra il tuo sì. Madre in cammino sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Salve Regina del cielo, sei mediatrice di amore. Vita, dolcezza, speranza, mostraci il Figlio tuo Gesù. Madre in cammino sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. Tu pellegrina nel tempo, segno risplendi per via, piena di Spirito Santo, veglia la Chiesa con te. Madre in cammino sei con noi, Maria. Donna beata, canta il mondo in te. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo
Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Il Giubileo dei Giovani su Telepace. Martedì 29 luglio dalle 18:45 trasmetteremo in diretta la Santa Messa di Benvenuto da Piazza San Pietro. E poi sabato 2 agosto da Tor Vergata a partire dalle 20:15 trasmetteremo la Veglia dei Giovani con la partecipazione di Papa Leone. Infine domenica 3 agosto sempre da Tor Vergata a partire dalle 8:45 trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Segui il Giubileo dei Giovani su Telepace, anche in streaming sul sito www.telepace.it. Robin Hood e il campo CPR ai Tracchi. 80 bambini delle elementari ai Tracchi di Bosco Chiesanuova per il campo del Centro di Pastorale Ragazzi. In onda su Telepace domenica 27 luglio alle 21:05. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22. Martedì alle 11:30.
vuole essere grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo si farà vostro schiavo. Oggi in questa festa di San Giacomo è molto divertente in un certo senso questa scena della mamma di Giacomo e Giovanni che raccomanda i figli perché siedano uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù. Gesù non rimprovera, Gesù non si mette a bacchettare o a scandalizzarsi per questa richiesta, sa bene quali sono le spinte umane del cuore dell'uomo, questa ricerca di primi posti, questo voler primeggiare, ma secondo una logica di potere mondana Gesù propone un'altra via e pone una domanda: potete bere il calice che io sto per bere? Ecco, bere il calice si riferisce certamente al destino che stava attendendo Gesù, quello della sua passione dolorosa, del dare la vita. Il sangue rappresenta questo, bere il calice rappresenta qual è la vera logica che ci porta a essere i primi secondo Dio, ed è quella del pagare un prezzo e del dare la vita, versare il proprio sangue. Questa è la logica su cui dobbiamo sempre misurarci, con cui dobbiamo confrontarci se vogliamo crescere, se vogliamo progredire nella scala della santità. I santi sono stati quelli che hanno seguito questa via di Gesù, che è stata quella dello spogliamento e non certo quella della ricerca di onori, ma questa è la via veramente che fa salire la scala della santità, ed è quella che ha percorso Gesù e hanno percorso tutti i santi insieme con lui. Ecco, questa memoria di San Giacomo, che è stato poi il primo a dare la vita per Gesù, ci apra a questa prospettiva e a questa logica. Giubileo dei giovani su Telepace. Martedì 29 luglio dalle 18:45 trasmetteremo in diretta la Santa Messa di Benvenuto da Piazza San Pietro. E poi sabato 2 agosto da Tor Vergata a partire dalle 20:15 trasmetteremo la Veglia dei giovani con la partecipazione di Papa Leone. Infine domenica 3 agosto sempre da Tor Vergata a partire dalle 8:45 trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Segui il Giubileo dei giovani su Telepace, anche in streaming sul sito www.telepace.it.